E mette dentro, ma si alza fino azione la bandierina a segnalare la posizione di Leao. Aspettiamo il replay. Il movimento per rientrare in tempo alle spalle di Bailly Leao, ma ci è sempre stato Fede in fuorigioco, sempre. Infatti c'è stato un po' di disinvoltura, di rilassatezza nell'accompagnare questo movimento da parte di tutti, anche nel rientro di Bailly, no? Del Manchester United. Poi Leao è stato bravo a metterla dentro, deve stare attento, pronto e lavorare sul filo del fuorigioco, perché questo ragazzo contro questo Manchester United, se si alza, può colpirlo. Ha scelto un difensore più rapido, Solskjaer, cioè Bailly, forse pensando proprio alle caratteristiche di Leao, togliendo dalla formazione di partenza Lindelof, che di solito è il titolare. Wan-Bissaka cerca la palla di prima sulla corsia per Greenwood, Dalot, poi adesso Tomori per uscire dalla zona difensiva, cerca la giocata difficile Brahim Diaz, Manchester United con Martial in area di rigore. Attenzione a Greenwood e al suo sinistro, ma anche al suo destro, perché caccia benissimo con i due piedi questo ragazzo. Wan-Bissaka, Matic, Bruno Fernandes, rapidissima circolazione del Manchester United, interrotta bene da che sì, adesso Brahim Diaz che prova a ripartire, per lui area di derby, è stato al Manchester City. Alex Telles, Bruno Fernandes all'indietro per il capitano del Manchester United, Maguire, che è diffidato. Eccomi. Lo so, sono quelle giornate un po' così, ma abbiamo recuperato, che stavo tutto come un pazzo, il contropiede, tutte cose, ho detto cose interessantissime che non avete mai sentito, va benissimo, concetta l'audio, subito, tutto a posto, vi leggo, vi vedo, grazie a tutti, grazie per esservi collegati, lasciate i like, quelli là bellini, quelli là, le primizie, e chiamiamo subito a raccolta l'amico Gio Pellecchia, perché non è che si può fare una telecronaca senza Gio Pellecchia. È tutto live, ragazzi, è tutto live. Però un po' di partita la sentivate. Questo è grave. Va bene, abbiamo aggiustato, tutto a posto. Voi l'avete vista? Lui l'ha sentito. Esattamente, Nicola, esattamente. Vi voglio bene. Allora, andiamo subito a mettere lo spoilerino, no spoiler please, Manchester United AC Milan 0-0 real time. Ancora non sono riuscito a organizzarmi con il... Attenzione, un cross, Buca Tomori, il tiro, mamma mia che parata, paratissima di Donnarumma, ma non c'ho manco il tempo di girarmi un attimo. C'è stato un cross dalla sinistra, cross basso, colpo, stop di petto di Martial e il tiro al volo straordinario, un po' centrale. Donnarumma non deve far altro che alzare una manona, però tiro molto violento, e abbiamo un calcio d'angolo per il Manchester United dalla sinistra ad uscire, pallone che spiove, perché il pallone spiove dal calcio d'angolo, ma c'è stato un fallo chiamato a questo difensore, ragazzi, che è stato uno dei difensori più pagati nella Premier League, Maguire, ma insomma io ho visto cose anche strane di questo, un po' macchinosetto. Ma quindi se voi sentite la partita è grave, non va bene. Qua mi bloccano, e qua può finire che mi bloccano tutti. Passiamo un pochino ulteriormente. Se si sente in sottofondino probabilmente non c'è problema, però. Allora,
Sapete che non posso guardare i vostri commenti perché non si sa mai, ci sono i lurcatori che spoilerano, cercate di non spoilerare, ma comunque io i commenti non li guardo, li dico a prescindere, non spoilerateli per gli altri che magari si sono messi in contatto, che se la vogliono vedere in maniera diversa, rilassati, e potete anche insomma tornare un po' indietro, perché io ho evidentemente un leggerissimo ritardo, potete mettere in sincrono la partita e ci divertiamo. Milan che si è presentato con Krunic, Milan che sta in grosse difficoltà anche lui a livello di infortuni, allora è colpa di Gattuso? Gli infortuni del Milan Lab? È colpa che in questo anno di Covid si infortunino tutti? Vedremo. Insistono le voci di Sarri, ragazzi, insistono, e ne parleremo. A fine primo tempo facciamo un focus anche sul Napoli, perché qua io ho dei dubbi seri, molto seri, perché la cosa non è logica, se veramente è che... Vabbè, dopo ne parliamo, dopo ne parliamo perché la situazione è strana, la situazione è stranissima. Fumetti. Il fumetto serve anche per quando devo fare un po' di fumetto, che però i bambini non devono vedere. Mamma mia che gol di che sì. Mamma mia che gol di che sì, ragazzi. Manco il tempo di aprire gli occhi, che sia al volo di destro a incrociare. Nulla da fare per il portiere, che sì, come abbiamo detto dall'inizio della stagione, sì, Ibra tutto a posto, ma quello che ha svoltato veramente è stato che sì in questo Milan. Sempre presente lo stop a seguire, il tiro al volo, con lo stop praticamente tra coscia e pancia ha fatto fuori un avversario, e palla che fa rimbalzare una volta e poi di collo pieno, collo pieno, non dal centro di cerchiocampo, ma c'è un goal check, ovviamente immagino per il controllo, dove tra coscia e petto, insomma, peccato tutto petto. Benvenuto a God Zalvi, sulle altre piattaforme che non si dice, c'è il goal check perché evidentemente si controllerà un tocco di mano in questo controllo o qualcos'altro che non sono riuscito a capire, vediamo un pochino, ma gol straordinario. Vediamo se dobbiamo aggiornare il nostro in real time. Allora, su questa mano, hanno chiamato il controllo con la mano, rivediamolo al replay, e se coscia forse la mano insieme, e allora non dobbiamo aggiornare proprio niente, ragazzi. Secondo gol diciamo annullato, anche se il primo, insomma, il Milan è andato in gol 2 volte, si può dire, ma sono stati 2 gol non validi, quindi tutto da rifare. 0-0 quando siamo al 12° e 30 secondi. Lasciate un like per gli arbitri e vediamo se qualcuno sarà pollo. Vedete, io ho la maglietta dei polli, maglietta Galli, il mio sponsor delle corde. Si può dire, sono il mio sponsor delle corde senza problemi, e saluto l'amico Tommaso Galli. Allora, il Manchester United ritorna in possesso di palla, ma è costretto ad un retropassaggio bruttissimo, riesce a tornare da portiere, ora il rilancio lungo, c'è una sponda, ma Tomori riesce a servire. In questo momento non è Chiere, Dalot, che si trovava in posizione di centrale, e ora il Milan prova a ripartire con Meite, che allunga bene. Scambio con Diaz, in questo momento il Milan ritorna nel centro di cerchiocampo, con che sì, una piroetta, si ritorna da Chier o Chiaer, veramente non lo so, non sono mai stato a contatto con la famiglia, quindi non sappiamo. Sventaglia dall'altra parte per Dalot, manovra ariosa, bella ariosa del Milan,
che in questo momento si deve fermare, c'è Krunic che subisce fallo. Krunic schierato quest'oggi in posizione di ala sinistra e il Milan deve fare di necessità virtù come noi, perché ovviamente non c'è Ibra, non c'è Mandzukic, non c'è Çalhanoğlu e in panchina, vediamo un pochino, hanno giusto Tonali, c'è giusto Castillejo per gli attaccanti, hanno un pochino di defezioni anche loro, bisogna dirlo. Non c'è Rebic, insomma, il Covid, infortuni, giocare troppo, un po' di sfortuna. Ancora un'occasione, c'è stato un cross, Maguire chiede un altro fuorigioco, rivedremo, ma non ci arriva. Non arriva a chiudere l'azione Tomori, vediamo un pochino, sì, è proprio Tomori, credo, che fosse in posizione irregolare. Sì. Tomori che conosce bene l'avversario perché viene dal campionato inglese. La guardiamo e la riguardiamo, ma questi replay non sono molto esaustivi, devo dire la verità. C'è l'arbitro che ha una chiacchiera. Milan che si appresta a battere un fallo laterale proprio con Dalot, il numero 5, in prestito proprio dal Manchester United. Lotta Leao, riesce ad uscire bene, palla al piede, ora interviene Calabria che prova a lanciare al centro e viene fermato proprio Leao e Tomori non rischia e la mette in fallo laterale. Sto piano piano prendendo confidenza con i giocatori del Milan, li posso riconoscere, quelli del Manchester United vado più in difficoltà, ma ce la faremo. Se voi lasciate un like, io imparo anche i giocatori del Manchester United. Che sì, stavolta un cattivo controllo, rischia anche un fallo, l'arbitro concede il vantaggio e poi il Milan ritorna subito in possesso di palla, ma spreca con una verticalizzazione un po' troppo frettolosa. Questa volta che sì, ha avuto un cattivo controllo e ha rischiato di far partire gli avversari. Manchester United che gioca palla a terra, scambi abbastanza veloci, bisogna trovare degli spazi. Il Milan prova un primo pressing, in questo momento vedo che sia un po' a tutto campo, un po' alla Demme, recupera bene palla il Milan che si lotta a centrocampo, la perde ma la recupera con un fallo. No, era Meite. Tra l'altro c'è pure questo, Meite che sì, sono tale quali, hanno proprio anche la stessa capigliatura, non mi aiuta questo fatto qua. E salutiamo i mod instancabili che sono sempre qui con noi e mi danno una mano grandissima. Non so nemmeno chi c'è, non posso vedere le vostre cose, ma non fa niente. Abbiamo chiamato la live perché secondo me non l'abbiamo chiamata. Vediamo un pochino di portarci anche gli amici del canale Telegram al quale voi dovrete essere iscritti, che trovate il link in descrizione. Quindi nel caso in cui noi la lanciamo adesso, perché può essere pure che uno non l'ha saputo, e la lanciamo in questo momento. Copy link. È tutto live, ragazzi. È tutto live. Alex Telles, è tutto live. Noi comunque siamo live. Un titolo importante. Boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Allora, pallone che è uscito fuori, c'è stato questo crossaccio, era un tiro in porta in realtà, controlla Donnarumma, pallone che si adagia sulla parte alta della rete
Ed ora c'è un minimo di fazzolettino di sfaccima che viene subito annullato da questo lancio lungo. Attenzione, Leao, il controllo è buono, ma si deve fermare. Ritorna sui suoi passi la difesa del Manchester United, che però attua molto bene la tattica del fuorigioco, la famosa trappola del fuorigioco. Vi ricordate Ole Benji? E si può parlare di ingenuità di Leao, perché era evidentemente in fuorigioco. È una cosa che diciamo anche ad Osimhen: i due ragazzi si somigliano per caratteristiche fisiche più che altro. Leao mi sembra un po' più tecnico, Osimhen un po' più esplosivo, ma si assomigliano su questa caratteristica un po' della fretta nell'attacco alla porta. Questa è una cosa che poi, se tu ce l'hai innata, ce l'hai, tipo Callecon, tipo Inzaghi. Altrimenti bisogna lavorarci perché sennò con le squadre nel calcio moderno un po' tutti applicano il fuorigioco e quindi sono tutte azioni, soprattutto se vuoi fare il gioco verticale, azioni sprecate. Sento dei rumori in lontano, veramente li sento, ma non fa nulla. Come state? Non posso leggere la vostra risposta, ma voi ditemelo perché poi la recupero dopo. Come state? Come andiamo? Lo volete Sarri? Siete di quelli che, vabbè, alla fine Sarri è un professionista, Sarri doveva andare perché è professionista. Ancora un lancio lungo. Calabria perché sì. A centrocampo ancora un controllo leggermente troppo lungo, che si rifugia verso Tomori, che serve Kier. Ora è Calabria sulla fascia destra, ancora una verticalizzazione, stavolta non trova nessuno, stavo probabilmente ancora in fuorigioco Leao, che stavolta si ferma e prova a ripartire in questo momento il Manchester United, ma non si capiscono tra di loro. C'è una fase un po' di frenesia in campo, le squadre non fanno cose troppo ben fatte, devo dire la verità. Ancora un lancio in profondità per Leao, anticipato dal portiere. Il campo è bello grosso, è quelli tipo il campo no. Il campo del campo no, il campo no è enorme, come si fa? Anticipo di Tomori, ora è Meite, pallone che torna che sì, deve ancora un controllo, un doppio controllo. Krunic per Dalot, ancora che sì, che ritorna da Tomori, gioca ora per Kier e Kier serve Calabria. Calabria cerca l'1-2 con Diaz, riesce, buona questa uscita del Milan, ora palla a Meite, ancora Diaz in posizione centrale, arriva quasi in zona tiro, serve Dalot, il cross basso, ribattuto dalla difesa del Manchester United, che adesso deve completare il disimpegno con questo lancio lungo, far respirare la squadra, ma il Milan no, Tomori, forse un po' troppa fretta da parte di Tomori, il Milan era in tranquillità, ma la mette in fallo laterale, sale il Manchester United e Pioli applaude i suoi. E vediamo se questa partita si sbloccherà nel primo tempo oppure se si dovrà aspettare il secondo, le fasi di studio, le famose fasi di studio dove le squadre si studiano, si cercano di capirsi, di conoscersi, di affrontarsi non troppo a viso aperto perché nessuno vuole prendere gol. Ovviamente il Manchester United non vuole prendere gol in casa perché abbiamo visto acchiappa Luigi della Vecchia con Sarri, scusa Gio Pellecchi, non leggo bene, con Sarrizza, amico mio, io prometto solennemente, Concetta, solennamente, scrivi, di non fare la vedovella di nessuno. Io, come ho affrontato il discorso Ancelotti, così ho affrontato il discorso Gattuso, così affronterò il discorso del prossimo allenatore del Napoli.
senza assolutamente avere nostalgie del passato, proprio perché vi dico io che non amo le finestre riscaldate. Via! Queste finestre riscaldate, no? Che c'è il termosifone sotto, una famosa finestra riscaldata. Proprio per questo io non farò la vedovella dei vecchi allenatori. Ho dei sospetti però su questa scelta di Sarri, sia la scelta da parte di ATL, che insomma non mi spiego da un certo punto di vista, però da un altro punto di vista me la spiego e ho delle intuizioni e le condividerò con voi qualora si dovesse avverare, e sia da parte di Sarri che non capirei. Tu hai fatto il 91 punti, hai fatto il massimo, torni al Napoli non solo con un Napoli che non è più quello dell'epoca, perché tu puoi anche lavorare magari con il tempo a disposizione e migliorare i giocatori che il Napoli ha in questo momento, sì, però sono tornate le milanesi. Attenzione a Caputo Francesco senza messaggio. Attenzione Krunic, il tiro, c'è la leggerissima deviazione e ringrazio Caputo Francesco per il supporto, grazie amico mio. Stai diventando un supporter di grande livello, proprio assiduo, e mi fa piacere perché vuol dire che al di là delle bandiere e delle fedi si può essere supporter di persone che hanno un'altra fede calcistica, ed è bello perché noi qua cerchiamo di crescere, cerchiamo di fare la differenza in un mondo che insomma è molto urlato, molto così. Il numero 11, Ryan Giggs, per il Manchester United interviene Meite che serve, no, interviene che sì che serve Meite, farò questo tutta la partita. Ora è Leao molto defilato sulla sinistra, prova a sfidare il suo avversario, è più veloce Leao, si deve fermare perché il campo è finito, torna indietro verso Krunic ma c'è l'anticipo, palla di nuovo in possesso del Manchester United che deve rifugiarsi dal suo portiere. Ma Giambarai non mi chissicca perché sennò non si può fare. Henderson, Van Bissaka e Bailey. Attenzione, ancora Ibrahim Diaz, stavolta il filtrante buono proprio per Calabria in licenza, pallone ancora buono, mantenuto in campo, e non completano il disimpegno stavolta. Brahim, grande Calabria che riesce a non finire in fuorigioco, e in questo 1-2 alla Cagliacon. Ma stai gridando troppo, Adani, stai gridando troppo a finire che non va bene. Sì, sono d'accordo col telecronista, meglio il Milan in questo momento. Siamo 90, ci sono 90 like. Faccio una cosa volante. Una cosa volante. Siamo nel centro di cerchio campo. Peppones in the house. Dov'è? Vedo Luca Elca, vedo Angela Torre, vedo Polli, vedo Giuseppe Argento, vedo Domenico Paruano, vedo Luca Leardi, vedo Stellina, vedo Pablox, vedo Tore Falanga, vedo Peppone, finalmente l'ho beccato, vedo Bernardo Guerretta, vedo Marco Libonati, vedo Ivelin, vedo Angelo Notorio, lo vedo Gennaro D'Auria. Siete forti su Gennaro D'Auria, siete in grado, se cominciamo le citazioni di Gennaro D'Auria che vengono dopo quelle di Totò, di Edoardo, di De Crescenzo e compagnia bella, siete preparati su Gennaro D'Auria? Perché io ero preparatissimo, e oggi parlando con i miei modi è uscito in mezzo il fatto di Gennaro D'Auria. Ragazzi, Concetta chi è? Perché Gennaro D'Auria diceva i nomi più classici napoletani, no? Francesco chi è?
E tu dici, non lo so, Gennaro, ma come non lo so? Vedi bene in famiglia, non hai un cugino, una cosa? Ah, sì, il fratello di mio marito. Vedi, lo vedo. Ed era geniale, lo è tuttora, sarà ancora geniale, non so se è ancora attivo, credo che comunque continuino ad andare repliche, mentre che si esce dal centro di cerchio campo e cerca di servire Calabria, che viene anticipato da un suo compagno che sarebbe Salamelecum, esatto, riparte da dietro il Milan. Tomori che serve Dalot, chiede palla a Ibrahim, lo ignora Dalot, in questo momento è Meite, lotta a centrocampo, serve ora Brahim Diaz che prova a servire il compagno meglio piazzato Krunic sulla sinistra, il Milan ritorna indietro da Dalot che torna indietro da Tomori che cercherà di servire Kier, in questo momento è un pochino marcato, Kier torna indietro, il Milan è costretto a subire il pressing in questo momento dello United, c'è una verticalizzazione, Leao cerca il colpo di petto ma ancora una volta non è il caso e riparte velocemente il Manchester United che deve svegliarsi un po' da questo torpore iniziale. Il Milan imposta meglio probabilmente le azioni d'attacco, ma il tiro pericoloso è stato quello di Martial. Attenzione, contropiede del Milan in questo momento, scatta velocissimo Brahim Diaz, ora è Salemaker che proverà a mettere al centro, torna indietro, poteva prendersi un rigore, ragazzi, ho visto un tocchettino sul dribbling secco di Salam Aleikum, guardate il dribbling secco, c'è stato, forse non c'è stato il contatto, però se Salam Aleikum fosse stato un pochino più smaliziato, qui poteva cadere, sarebbe stato rigore, invece è voluto andare fino in fondo, apprezzo chi non per forza cercava già il rigore nella sua mente, voleva portare a compimento la sua azione, dribbling riuscito, tiro in porta, ribattuto. Fatemi fare i complimenti a Salam Aleikum, fatemeli fare, perché sono cose rare oggigiorno. Oramai noi sappiamo, attenzione, il Manchester United in questo momento attacca sulla sinistra, il cross al centro, intervento di Donnarumma che riesce a smorzare il pallone in due tempi, a bloccarlo. Buona l'accelerazione questa volta, la verticalizzazione del Manchester. Insomma, in un periodo in cui tutti quelli che entrano in aria pensano già come cadere, pensano come ingannare l'arbitro e già pensano faccia finta di piglio rigore, uno che invece dopo la finta aveva intenzione di tirare, lo apprezzo tantissimo. Che vi devo dire? È proprio così, capita. Bevi. Sono distrutto dal fuso orario. Tra l'altro tra un po' cambia il fuso orario e per esempio non saranno più 6 ore ma saranno 5. Ancora una verticalizzazione, ancora buono l'intervento questa volta di Maguire, in questo momento è il Manchester United che prova a ripartire, buona la diagonale di Calabria a bloccare questo filtrante, ora è Meite che serve Salam Aleikum che torna da Meite e che deve girarsi su se stesso e tornare indietro da Calabria che torna indietro da Kier, bisogna ogni tanto anche tornare indietro, è che il gioco, ma Gattuso non c'ha gioco, torna sempre indietro, se gli spazi non si creano, se i giocatori non fanno movimento senza palla sei costretto a tornare indietro. Ora si prova una verticalizzazione, si gira che serve Brahim Diaz che in questo momento è venuto molto indietro per cercare di giocare questo pallone, la tocca 500 volte, allarga sulla destra verso Calabria che viene fermato, attenzione un po' di presunzione qui Calabria, si pensava di essere Maicon, accelerazione tremenda di Telles, credo sia Telles che in questo momento si ferma e serve Martial in questo momento attacca, entra in area di rigore sul versante sinistro, prova un ulteriore dribbling, forse uno di troppo, finisce a terra controllato da Kier ma non c'è nulla.
bel gioco di gambe, Kier diciamo lo accompagna fuori, diciamo non è fallo, non si può parlare di fallo, né Marziale lo chiede, ma c'è il leggero fazzolettino, vedete? Anche il Milan batte col difensore verso Donnarumma, che però rilancia subito in zona Krunic, che non riesce a prenderla, ritorna in possesso di palla il Manchester, ma pasticciano. Palla ancora in questo momento da Leao a Kessie, che perde ancora palla. Kessie, dopo un inizio buono, parecchi controlli un pochino fuffosi, un po' di fuffetta, e si risistema il Milan per difendere questo attacco che il Manchester sta cercando di impostare dalla sinistra. Squadre che si guardano, squadre che si sfidano, è una bella sfida so far. Come lo era il primo tempo di Paris Saint-Germain-Barcellona ieri, però poi nel secondo io mi sono addormentato. Sappiatelo che mi sono addormentato. Poi non lo so, non lo so voi se vi siete divertiti anche nel secondo tempo, io mi sono addormentato. È stato il rigore sbagliato da Messi, ragazzi, che ha distrutto completamente, ha tagliato le gambe a Barcellona. Con quel rigore probabilmente 2 gol si potevano anche fare nel secondo tempo, dopodiché non hanno avuto più la forza. E fatemelo dire, secondo me Koeman è un ciuccio, non mi piace questo Barcellona senza una punta, senza una vera e propria punta, con Messi a tutto campo, con Griezmann che deve occupare gli spazi lasciati vuoti da Messi. Non mi piace. Prova il Manchester United in questo momento dalla destra, pallone basso, ancora il numero 11, che per me sarà sempre Ryan Giggs, perché esiste un solo numero 11 nel Manchester United ed è Ryan Giggs, ma non è più lui in questo momento, si tratta di Greenwood, e c'è un fallo su Bruno Fernandes che porterà a un calcio di punizione interessante, in zona interessante per il Man UTD. Vediamo sulla palla, abbiamo il numero 27 Telles che sta guardando il pallone. Donnarumma chiede 4 uomini in barriera, vediamo se ci sarà anche un coccodrillo messo sotto, perché sono importanti i coccodrilli, lo sapete come funziona, lo sapete se non stai attento. capita su tutti i campi, e lo vedo un coccodrillo, si sta preparando il coccodrillino coccodrillo Diaz, che però si inginocchia. Sul pallone Fernandes e Telles, o Telles, ma non lo so se si deve fare questo accorpamento, non lo so. Sembra proprio volerci provare Fernandes. Ci sono 2 giocatori del Manchester United a disturbare la barriera, a coprire la visuale a Donnarumma. Parte Telles, il pallone viene deviato dalla barriera e Donnarumma non rischia e la appoggia in fallo laterale con i piedi. Ovviamente evita il calcio d'angolo perché il pallone è stato deviato, il pallone che si stava indirizzando verso la porta, non alto abbastanza però, e in questo momento si ottiene il calcio d'angolo per il Manchester United, che vediamo porta avanti molti saltatori, mi sembra una squadra anche abbastanza strutturata fisicamente. Arrivano i lungagnoni, arriva Maguire sicuramente, 220 libbre, 6.4, 6 feet e 4, è alto. Proprio Telles dalla bandierina, il calcio d'angolo a rientrare, c'è sul primo palo, attenzione, incredibile, no, fatemi capire, vi ho parlato di Maguire all'inizio, vi ho detto che è stato strapagato, c'è stato no, incredibile, è riuscito a prendere il palo da 1 centimetro, guardate, Donnarumma a stento la prende, no, vabbè, non ho mai visto un gol mangiato di questo livello, a certi livelli ancora un calcio d'angolo, ancora si è cercata una deviazione sul primo palo. Il gol che si è mangiato Maguire, ragazzi, palo clamorosissimo, sapete la famosa spizzata sul primo palo, la palla finisce sul secondo palo, si impenna, Donnarumma non ci può arrivare, arriva Maguire solissimo,
a 2 centimetri dal palo, tocca il pallone sbatte sul palo e finisce fuori. Pazzesco, pazzesca occasione per il Manchester United. Bisogna dire, il Milan probabilmente sta creando anche di più. Le seggiate di Inler, Tore, mamma mia. Tu sei uno, tu e noi andiamo d'accordo, perché Inler è uno di quei giocatori che ha diviso la tifoseria. Io lo adoravo e non gli davo tutte le colpe che il resto dei tifosi, che qualche tifoso gli dava. Aveva sicuramente anche lui dei difetti, però se devo scegliere oggi tra un Inler e un Fabian Ruiz non ho proprio dubbio, sinceramente, e vorrei chiedere ai tifosi che criticavano Inler aspramente cosa ne pensano nel paragone. Per me Inler è un grande centrocampista. Il solito problema, si è pompato troppo l'acquisto, doveva venire l'anno prima, la presentata Camacho, Maciel, però ci ha tolto delle grandi soddisfazioni nelle coppe europee, il tiro dalla distanza, perché poi, attenzione, Leao, ancora il Milan in possesso palla con Dalot, il cross che cercava di arrivare dall'altro terzino da Calabria, che viene anticipato. Insomma, su Inler sì, i tifosi tutti quanti da Juventino, Jorginho magari alla Juventus, Francesco magari alla Juventus, sì, da Juventino, ma Jorginho è un giocatore che farebbe le fortune di tutte le squadre. Voi nello specifico avete bisogno di un regista puro. Attenzione, c'è stato un tentativo di recupero palla, ma il Milan ritorna in possesso. Jorginho servirebbe a tutti, però lo devi mettere in condizione, lo devi proteggere, lo devi schermare, perché ce lo ricordiamo, con Benitez a 2 Jorginho non funzionava. Centrale in un 4-3-3, perfetto, al limite della perfezione, abbiamo imparato ad apprezzarlo. Però per quanto riguarda Inler, i tifosi sì, non è buono, eccetera, eccetera, però appena teneva il pallone sulla tre quarti si sentiva chi l'ha fatto tiro, si sentiva proprio il grido del San Paolo, quando era San Paolo, quando la gente andava allo stadio, quando tutti potevamo andare allo stadio. Pazzesco. Bevo, non c'è problema, bevo. Siamo al 41esimo e 20 secondi, ora prova il Manchester United, resta in possesso di palla ma libera il Milan, ora è che serve Dalot, che poi non sta giocando male Dalot, forse anche incontrare la sua squadra, insomma ritornare in Inghilterra, queste sono cose, sono storielle che piacciono. Il giocatore in prestito che si vuole far vedere dalla squadra che magari ha deciso di lasciarlo andare in prestito, non si sa se è una scelta condivisa, se lui magari giustamente era un po' chiuso dai terzini del Manchester United, chissà, storie che non si sanno, ma sicuramente mi sembra molto ispirato quest'oggi. Ancora il Milan in possesso palla, Brahim verso Dalot, la palla non è uscita, sì è uscita. Ancora inquadrata una capa tanta Maguire, vi rivediamo la spizzata e il... Mamma mia, come ha fatto a prendere il palo? Veramente resto basile perché questi sono gol che è più facile fare che sbagliare, cioè, che se capita, è proprio il gollonzo proprio. Sai, quelli là di mai dire gol che si sentono tutti quegli effetti poing, pim, sì, uno di quei gollonzi là. Ancora il Manchester United in possesso di palla, quasi al limite dell'area, il numero 29 che perde palla ma la recupera, ritorna in possesso, in questo momento si cercano uomini liberi e si cambia, si va sul lato sinistro,
dove lo stesso Alex Telles serve un suo compagno, Majbarada Telles, devo vedere sempre lui. Il capitano Maguire, l'autore di quella schifenzia, ora ritorna sulla destra il Manchester United e rischiano di perdere palla per un intervento di Brahim che non va a buon fine. Ritorna sulla sinistra, manovra avvolgente del Manchester United che entra finalmente in aria. Attenzione, c'è uno sbracciamento tra Kier e l'attaccante del Manchester e ora un fallo a centrocampo in favore del Milan. Rivedremo questa sbracciata. Si inginocchia da solo, Kier gli appoggia, Kier questa manina, diciamo, è un abbraccio, non è un abbraccio entusiastico. Ora Kier lo abbraccia a livello di fair play e dice come on, ma guarda, ma per me questo non è fallo. Kier è appoggiato, è un abbraccino, ma non è un abbraccio che ti impedisce di muoverti, e quando ha mollato la presa si è addonocchiato da solo Martial, e quindi non devi chiedere questi falli perché sei disonesto e io poi faccio la lotta contro i disonesti. Diventerà una lotta personale. 44esimo e 50 secondi, il Manchester prova ad impostare questo cross troppo su Donnarumma, provano a scuotersi. Diciamo che il Milan ha giocato leggermente meglio, ma le occasioni più clamorose sono capitate al Manchester United, credo io, e adesso ci confrontiamo anche nei commenti. 1 minuto di extra time, palla a Tomori che serve Dalot sul versante mancino, prova ad accelerare, cerca di convergere verso il centro, ora è Krunic, buon gioco di gambe, palla che torna da Dalot che punta il suo avversario, cerca di andare fino in fondo, la perde, ha preteso un po' troppo forse dalle proprie capacità, e palla che torna in possesso del Milan, ora con Kessie che serve Meite, ora Meite ancora sulla sinistra, pallone che ritorna al centro, Meite sventaglia dall'altra parte verso Calabria che grande dribbling, il cross di Calabria è troppo alto per tutti, pallone che ritorna dall'altra parte per Salamakers che si trova dall'altra parte, stranamente il cross controllato, ora Diaz il colpo di tacco, c'è un pochino di baruffa in aria, ma libera il Manchester United e l'arbitro decreta la fine delle ostilità, almeno per quanto riguarda il primo tempo. Veniamo a salutarci, vi do baci vari. Allora, Charles Bukowski, se il Milan perde Gattuso out subito, ma immediatamente, amico mio. MacGyver, quello che inventava le bombe con le gomme, con la plastilina, MacGyver è una grande serie TV. Una grande serie TV. Salvatore Troianello, ma sempre Juve out, tra Cribari e Dossena, non ricordo chi schifassi di più. Qui evidentemente voi siete passati poi alla Marcord, parlando di Hitler, giustamente. Allora, vedi, già ricordarmi di aver avuto Cribari in squadra, Cribari, mi fa male al cuore, sì. Alex Alchidiacono, Vale, in vista della partita con il Milan, quale risultato preferisci che si verifichi? Amico, sono due il modo per vederla. O speri che insomma il Manchester vinca in modo tale che almeno il morale se ne scende, perché se vincono qui la trasferta insomma importante, potrebbero venire belli carichi contro di noi, però alla fine noi dobbiamo volere semplicemente che loro si stanchino il più possibile, perché anche loro non hanno una panchina molto lunga in questo momento. Buonasera Giuseppe Vespero, buonasera Roberto M, buonasera Marco Libonati. Che ne pensi di questa cosa che è uscita di 40 milioni per Dalot e Senesi? Al di là del fatto che sia vero o no, non capisco la gente che li critica, perfetti per sostituire Maxi e Yusai. Allora, Senesi ce l'avevamo studiato anche quest'estate e non mi dispiaceva. Dalot sta giocando bene stasera, non mi ha fatto questa impressione nelle altre partite che ho visto, ne ho viste poche però sinceramente.
se devono sostituire Maksimovic e Yosai, voglio dire, non è che ci andiamo a perdere, anzi potrebbero probabilmente essere leggermente migliori dei due partenti. Come al solito non vorrei essere troppo deciso nel giudizio, finché, perché i giocatori anche buoni poi indossano la maglia del Napoli, li devi sempre vedere. Bel primo tempo, Domenico Paduano. Fuck Sarri Ball era un hashtag che stava spopolando al Chelsea in un periodo. Time Paradox ricorda bene. Vale, con il Milan ci sarà Mazzoleni al VAR. Carlo, lo so, l'ho letto. Cataggia Ricere, che ti posso dire? Che ti posso dire, amico mio? Michele Parente, ottimo Milan, come lo gestiamo che sì domenica? Amico, che sì non è un giocatore, capito, che puoi gestire, che sì è un giocatore molto fisico, si potrebbe ipotizzare una sfida proprio a tutto tondo con Bakayoko. Sono sicuro che Gattuso ci stia pensando. Gattuso conosce molto bene il Milan, sa bene anche le caratteristiche di certi giocatori. Figuriamoci che sì è il leader in questo momento. Anche quando c'è Ibra in campo, che si è diventato il leader di questo Milan. A me piacciono i giocatori che hanno la seggiata alla distanza siderale, quindi Hiller forever. Dai Manchester, stancali. Mazzoleni, quello di Inter Juve, no, Mazzoleni è quello, noi ce lo ricordiamo per Pechino, per la Supercoppa di Pechino, una roba scandalosa, quello di Inter Juve era orsato. Lasciamo perdere. Bacino a Daniele, questo Milan ci può fare molto male. Roberto M, WhatsApp DC, con la cosa del pollo, ne vogliamo parlare? Ciao Alessio Tosi, quanto stanno, amico mio? Guarda, so qua pronto, guarda, in real time, è tutto vero. Se inizi un ottimo difensore, l'unica cosa decente che è il Feyenoord in quest'epoca. Ciao, hai letto degli arbitri di Milan? Mi preoccupano tanto. Amici, uno vale l'altro. Credetemi, quando parliamo di arbitri, uno vale l'altro. Perché io non ci credo più. Non ci credo più a certe dinamiche. Uno vale l'altro. Sono tutti scarsi, qualcuno è meno scarso di altri, ma fanno delle cose pazzesche. Secondo me il Milan non ha fatto un bel gioco e lo vedo anche in forma calante. Germano, noi dobbiamo chiarirci, dobbiamo decidere che cosa è il bel gioco. Cosa si aspetta uno che dice non c'ha gioco, voglio vedere il gioco, il bel gioco. Se il bel gioco è lo scambio stretto di passaggi, palloni do a me, do a te, poi cerco il terzo uomo nello spazio, devi chiedere a Sarri, devi chiedere a De Zerbi, eccetera eccetera. Il bel gioco il Liverpool ce l'ha, palloni lunghi, belli verticali, cambi di gioco da una parte all'altra, aggressione della seconda palla, quello è un altro tipo di gioco. Poi c'è il tiki-taka più guardioliano, dove praticamente li sfianchi finché non trovi un'imbucata. Poi ci sta il catenaccio e contropiede. Sono tutti giochi, se li fai bene tutti i giochi sono belli, secondo me. Che Milan primo tempo, David Ispir. Ragazzi, sì, il Milan si è comportato bene, però il Manchester United si è mangiato un gol quel Maguire da pazzesco, Poi 2 gol, ricordiamoci, 2 gol annullati al Milan e il come si dice, il tiro di Martial che Donnarumma ha parato sulla traversa. Un primo tempo equilibrato, un bel primo tempo secondo me. A prescindere dagli arbitri noi abbiamo Lozano, Victor Insigne, forza ragazzi e mettiamoci grinta. Lozano probabilmente lo vedremo nel secondo tempo, mi dicono. Claudio 86, viva Caffè Napoli e sempre forza Napoli, like ragazzi, dovremmo stare a 150 like, volete controllare un attimo? Chi mi controlla, Polli? Quanti like stiamo? Un controllino veloce. Sta sazio fino a Natale, mamma mia che si è mangiata. Alessandro Fiore, Vale, se come credo rifondazione sarà
Su quali giovani italiani no e non punteresti e in quali ruoli? Amico, io non riesco a dirti quali prenderei, ma dobbiamo individuare come si dice, i ruoli. Sicuramente noi dobbiamo individuare 2 difensori centrali se parte Koulibaly, perché Maksimovic se ne va, Koulibaly se ne va e quindi ti servono 2 difensori centrali. Ti servono 2 terzini, perché se ne va Yusai e su Ghulam non ci puoi contare, lo puoi tenere in squadra per riconoscenza, per bellezza, non ci puoi pensare, quindi ti servono 2 terzini, uno a destra e uno a sinistra, come minimo. Vogliamo conservare ancora i portieri? Anche quella è una situazione che si dovrebbe risolvere tra Meret e Ospina, ma questo dipende tanto anche dal nuovo allenatore. A centrocampo probabilmente uno se ne andrà, non so se riescono a piazzare Fabian a un prezzo interessante, non so se il nuovo allenatore vorrà puntare su Lobotka. Io confermerei Dem, non credo si riconfermerà Bakayoko dopo il prestito, quindi anche lì devi fare mercato, devi prendere almeno un paio di centrocampisti. Poi dipende tanto da con quale schema vuoi partire di base. Puoi far scendere di nuovo Zielinski nelle mezze ali oppure pensarlo trequartista. Insomma, sono tantissime le caselle, ragazzi. È tosta, l'anno prossimo è tostissima. È tostissima. Meno 7 like ai 150. Dai ragazzi, fatemi questo regalo. Io sono abbastanza preoccupato per le prossime partite, dato che abbiamo KK, Lozano, Dem, Di Lorenzo e Mario Rui diffidati. Questo è un tema che sta tornando, Francesco, un po' in tutte le chat e in tutti i commenti, perché è così, e teniamo queste 3 partite pazzesche ed è difficile pensare che nessuno di due. KK oramai si sta pigliando un cartellino a partita, è così. Lozano a volte, spesso pure rischia, perché Lozano li spende i falli. Dem, lo sappiamo, è molto generoso, quindi anche lui rischia. Di Lorenzo e Mario Rui si devono stare proprio attenti, perché non abbiamo alternative. C'è solo Yusai, ma mamma mia. Allora, Petagna è meglio di chi? No, non lo capisco. Michele Sant'Angelo, buonasera, sempre Forza Napoli. Io sono speranzoso per il Milan. Un Milan con una rosa decimata e modesta sta mettendo sotto Gigli, tu basta che fai complimenti agli altri, a tutte le altre squadre. Sistema, sinceramente, sta mettendo sotto non lo vedo, però per me è una partita equilibrata dove si stanno affrontando a viso aperto. Manchester United ha avuto 2 occasioni e loro hanno avuto 2 occasioni col gol annullato. Mettendo sotto, sinceramente non lo so, però 2 terzini, 2 centrali, 2 centrocampisti almeno, però prima si deve cedere, la vedo dura, è tosta. Trincao del Barcellona a Napoli, nomi che volano, tutti diffidati out, no, ho preso tutti diffidati out per la Rube, poi ti faccio vedere, mamma mia Andy, però Lozano li dispensa pure i cartellini senza dubbio. Dest, magari. Per la partita contro la Juve metteresti Lozano a sinistra per tenere Quadrado basso sempre che gioca Quadrado? No, io farei quello che si è fatto con l'Inter, con Insigne più dietro e purtroppo Mario Rui, perché quello teniamo, più avanti, e quindi creare una catena, magari anche con l'aiuto di Zielinski, più verso la mancina, creare una catena per tenere preoccupato Quadrado in fase difensiva, perché l'abbiamo visto, ragazzi, l'abbiamo visto con il Porto. Quadrado quando attacca è pericolosissimo, ma è molto molto vulnerabile se lo attacchi tu, quindi si può fare, serve tanto coraggio, tanto coraggio. Inter come la vedi? Alessio, la vedo al galoppo verso lo scudetto, la vedo al galoppo, bisogna ammettere quello che è. Conte magari non ha fatto questo gioco spettacolare nelle partite, insomma, che contano, però bada al sodo, e quando io vedo che riesci a convincere un attaccante come Perisic a fare il terzino, un centrocampista, un trequartista come Eriksen a fare fase difensiva, lo stesso Lautaro, sono segnali.
sono segnali di un gruppo unito, un gruppo che sa che può raggiungere l'obiettivo finale dello scudetto, sa che sono usciti da tutte le coppe e quindi se non vincono lo scudetto è gravissimo. Quindi in questo momento lo possono perdere solo loro. Lo possono perdere solo loro. In Milan dell'assenza, ma anche al Manchester mancano Cavani, Pogba, Rashford, Mata, De Gea e Van de Beek. Assolutamente, Francesco, è giusto. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo e ve lo ricordo, perché sono sicuro che tra di voi c'è gente che è capitata qui per caso, che stava cercando una cosa, una diretta, ma chi è? Sono Valerio Fluido da New York. Veramente la immagine sembra così finta, ma è vero, sono proprio io da New York e lo testimonia la maglietta dell'Argentina, no, quello testimonia che sono Valerio Fluido, ma lo testimonia la maglietta del New York City. Lo vedete? Lo vedete? La maglietta di New York City testimonia, perché non ve la potete mai comprare voi, e invece sì, se andate su Calcio Store 24 la trovate, coupon 1926 per avere ulteriori scontri. E ringrazio, perché non è uscito? Ah, è uscito, vedi? Un super sticker che io non vedo ma che gli altri vedono. E ringrazio l'amico Caputo Francesco, che da Juventino si sta dimostrando un supporter di grande livello, fatemelo dire. Fatemelo dire, quando i juventini vengono e sono rispettosi e sono spiritosi, rispettosi e fanno le cose che devono fare e poi cominciano anche a supportare, io devo dire che sono molto molto contento, apprezzo tantissimo. Come non ti leggo mai? Ti leggo tutte le volte che ti compari, ti sto facendo i sacchi complimenti. Allora qui che si juventino fino in fondo. Dai, certo che ti leggo. Ma cioè, questo che cosa? Sei sempre tu? Sei sempre tu che da Caputo Francesco sei diventato Francesco Caputo? Fatemi capire. Via KK e Fabian e ci facciamo 100 milioni. Mi viene da dire speriamo. Perché? Perché sono rientrati, stanno rientrando. Ti stimo, vedi la stima di Germano. Simo Fellico. Younes sta facendo gli sfracelli all'Eintracht, solo 3 milioni di riscatto. Ragazzi, lo so. Vale, perché abbiamo visto poco di Lorenzo a sinistra e a destra vista l'emergenza? Per me più funzionali così per andare a riformare la fatina di fascia, ma non sono né tecnico né competente. Amico mio, ci può stare come discorso, perché Di Lorenzo si è adattato spesso anche su quella fascia, però sai, a destra come a sinistra la spinta non te la garantisce. Mettendo Di Lorenzo a sinistra comunque hai perso due cose, perché hai perso la spinta di Di Lorenzo che ti sta garantendo delle cose, perché a sinistra non può fare lo stesso, ovviamente, e comunque a destra non succede niente che sei a destra. Quindi preferisco che almeno uno stia nel suo ruolo naturale, col suo piede naturale, per mettere qualche cross e per dialogare con Politano e con gli altri, quindi preferisco che resti così. Vale, la butto lì, ma un Yusai a destra che quindi può spingere Di Lorenzo a sinistra. Mo stavo leggendo questa cosa, no, ho appena detto che non la vedo, non mi convince proprio perché perdi tutte e due. Buonasera Valerio, anche io come te vorrei qualcosa di nuovo, ma non credo che Sarri, al di là di tutto, sia un allenatore di livello. Non credi che Sarri, al di là di tutto, sia un allenatore di livello? Ma senza dubbio, Gaetano. Sarri ci ha dimostrato sul campo di saperne di calcio, di capirne, di essere anche duttile, perché lui arriva con un'idea e poi la cambia. Voleva giocare col trequartista, invece poi siamo passati 4-3-3, abbiamo fatto le nostre fortune. Sarri sì, certo, cioè, senza dubbio. Il problema è che tutto quello che si era creato, la difesa della città, l'ambiente, il comandante, eccetera, eccetera, contro i soprusi, non si può ricreare più. Allora, oltre a quello, oltre all'ambiente che si era creato, che era a difesa di Sarri a spada tratta, Sarri si metteva le dita nel naso, il napoletano arrivava, fatevi i cazzi vostri, si può mettere le dita nel naso, fa bene a fumare, fa bene a chiamare Mancini Finocchio, non succederà più. Adesso succederà il contrario, appena Sarri fa una cosa, il tifoso napoletano che si sente tradito lo attaccherà e si spaccherà ancora di più l'ambiente, ci sarà la corsa a chi
Sarri che è venuto a fare, Sarri, ma questo bel gioco ce lo facciamo fritto, perché ragazzi non vinciamo. Allora se arriva Sarri per fare il bel gioco, ma comunque arriviamo quarti, quinti o sesti, per me meglio uno nuovo. Poi veramente ognuno la può vedere come vuole. Io però, perché andando un attimo più nel profondo, ho un'altra idea, ma ve la dico dopo. È ripartito il Milan, è ripartito il Manchester United, che sì, perde palla, fallo. Chiudo questo messaggino: stasera vinciamo, amico mio, solo milanista. Lazil Adam, è proprio entrato, mi pare, un Adam nel Manchester United, tra l'altro. Adam, non lo so di chi si tratta, ma Ahmad, no Adam, Ahmad, dai, Diallo. Dai, in bocca al lupo. Calcio di punizione per Bruno Fernandes. Io devo fare i gargarismi, mi hanno detto che devo fare i gargarismi per la voce. Colpo di testa, intervento di Donnarumma. Avete mai fatto i gargarismi? Col sale, l'importante è non berselo, mi hanno detto di non berlo. Vediamo un po'. Manchester United che ricomincia con questi passaggi rasoterra ariosi a cambiare tutto il campo. Ora in zona cross il numero 18, buono l'intervento di Tomori in anticipo. Rilancia verso Brahim Diaz che la stoppa bene, serve Meite avanza palla al piede e serve in questo momento Krunic si ferma, toccato dall'avversario, subisce fallo e il Milan ripartirà con un calcio di punizione poco prima del centro di cerchio campo. Diciamo le cose come stanno. Fatemi vedere se è cambiato qualche cosa. Ragazzi, visto che in questo momento, in questa chat, nei commenti, io non posso guardare i commenti però, ma i miei moderatori mi diranno un'impressione generale. Io devo ancora decidere se domenica sera me la devo vedere live con voi, Milan-Napoli, oppure se devo registrare la reaction e andare live subito dopo e postare poi la reaction il giorno dopo, o la sera stessa, o aspettare e ci vediamo a mezzanotte, non lo so. Quindi ditemi voi e i moderatori guarderanno un pochino più o meno in percentuale quanti vogliono vederla live con me come stiamo vedendo questa, quanti vogliono la reaction e poi la live, quanti vogliono subito la live a fine partita e la reaction il giorno dopo. 3 opzioni. Fatemi sapere, i mod prendano nota più o meno. La maggior parte vuole questo, la maggior parte preferisce quell'altro. Fatemi sapere perché ancora devo decidere, mi devo fare un'idea anche delle vostre preferenze. Io sono al vostro servizio, ovviamente. Non è che... è stato pubblicato, ragazzi, è stato pubblicato un video troppo carino che vi devo far vedere, però non lo so se ve lo posso far vedere. Pareo troppo assai, ma non ve lo posso far vedere così perché questo merita di essere postato come spottino nella prossima live sicuramente. Vi anticipo che è un video sul plagio dei Maneskin, di cui se ne è parlato tantissimo, hanno plagiato il pezzo uguale a questo, a quell'altro, eccetera, eccetera. E c'è stata una parodia del mio amico Angelo Pierantoni, che sta facendo tutti sti video di 1 minuto, video musicali di 1 minuto, perché se sgarri l'1 minuto finisci su Instagram TV, IGTV. Quindi questa è la massima attenzione che ha il pubblico oggi per la musica. 1 minuto è pure troppo. Attenzione, il colpo di testa!
Diallo! Che cos'è questa cosa? Non vedo, esulta così. C'è stato una verticalizzazione, una palla profonda. Diallo quasi praticamente spalle alla porta, riesce ad anticipare sia Donnarumma che, vediamo se è Tomori o chi era che l'ha seguito. Tomori, il pallone è buono e praticamente così di spalle riesce a superare Donnarumma. Che bel passaggio, pazzesco. Il Manchester United passa in vantaggio e dobbiamo aggiornare il bannerino. Proprio il nuovo entrato, ragazzi, Diallo. L'ha beffato perché, capito, ha tentato l'uscita Donnarumma, però è rimasto a metà e questa cosa non ho capito, non vedo, non parlo, potrebbe essere una non lo so che tipo di esultanza è. Manchester United in vantaggio quando siamo al 51esimo. Vediamo un pochino se il Milan riuscirà a reagire. Sa un po' di doccia fredda, perché comunque il Milan nel primo tempo si era comportato bene, ma il Manchester è entrato molto più deciso, mi sembra, in questo secondo tempo. Hanno ripreso possesso palla e la tengono e la giostrano bene. Ora c'è un 1-2 e c'è il fallo da parte di Omeite o che sì, io non lo so, è che sì, perché sono uguali, mi dispiace, sono uguali. E quindi questo Ahmad Diallo, proprio lui, appena entrato. Calcio di punizione dalla tre quarti per il Manchester United, la toccheranno piano, la metteranno in mezzo, vediamo un pochino. In zona cross, ora il pallone arriva, bello teso, ma ribatte Leao. Palla ora a Kessie, che tocca il pallone un paio di volte e subisce fallo. Vedi, a me Kessie piace, sta giocando bene, leader eccetera eccetera, però c'ha questo vizio di toccare un paio di volte in più il pallone. E noi li conosciamo questi viziacci qua. Bakayoko è uno di questi, Fabian è uno di questi. Quando ti va bene, tutto a posto, subisci fallo e tutto a posto. Attenzione Donnarumma in una situazione di pericolo, c'è stato un mezzo fazzolettino evitabile, Milan in questo momento in confusione, vedi che se li attacchi, segnatevelo, se li attacchi, se li pressi, vanno in confusione anche loro accennano al fazzoletto di Spacim e poi dopo la devono lanciare in avanti. Pressing, Gattuso, ricordati il pressing, che non lo facciamo bene, non mi piace. Attenzione Calabria, quasi un passaggio. Calabria non è riuscito ad intervenire con decisione su questo cambiamento di fronte. C'era un fuorigioco non rilevato dall'arbitro e qua si è rischiato. Però ritorna bene Calabria sull'avversario e aveva toccato questo calcio d'angolo, non era calcio d'angolo perché l'ultimo tocco era stato di un giocatore del Manchester United che usufruirà comunque di questo corner, pallone a spiovere, ad uscire, recuperato il pallone ora ancora dal Manchester United che ritorna indietro, restano in possesso palla, cercano di impostare una nuova azione sulla destra. Bruno Fernandes, non va a non mi sticca perché sennò come faccio? Attenzione, zona cross, arriva il cross e l'uscita di Donnarumma in presa plastica, ma che fa? Fallo sul portiere. Questa è una situazione simile a quella là di Ospina, no? Questi portieri che per rilanciare si buttano praticamente anche in pasto, si buttano quasi loro addosso, come ha fatto Ospina, si buttano loro addosso no, qua c'è stato proprio il calcio. C'è stato proprio il calcio brutta roba, amico mio. Questo calcetto
McTominay, no, brutta roba. Il calcio al portiere che sta ribattendo è brutta roba da vedere. Brutta roba, non mi piace, non mi piace, che ti devo dire? Non tifo né per il Manchester né per il Milan, la brutta roba non mi piace. Maguire si fa aggiustare la fascia di capitano meglio perché Steve Karen. E ancora il Manchester che sono una decina di minuti dall'inizio del secondo tempo che sta mantenendo il possesso di palla e sta in questo momento gestendo la gara. Verticalizzazione impossibile e pallone che torna a Donnarumma. Il Milan adesso deve tranquillizzarsi, deve ritornare a giocare come nel primo tempo, anche se vedo il Manchester molto più aggressivo nel pressing, quindi il Milan deve... attenzione, la palla è passata, ora Ibrahim Diaz che sta avanzando, prova il tiro contrato al momento del tiro, c'era lo spazio per completare questo contropiede, poi che si prova il tiro ma viene ribattuto e ora c'è un fallo su Saelemaekers da parte di Alex Tejo che resta a terra dolorante. Restano doloranti entrambi. Vediamo Tejo. Qua si può parlare di ponte, si può parlare di fallo in attacco, ma vediamo un pochino. Sul tiro di Brahim Diaz c'è stato l'intervento di Maguire. Tejes si rialza un po' schiena su caduto così, ma nessun problema anche per Saelemaekers. In questo momento sul pallone va Krunic. Riconosciamo a Krunic una certa capacità balistica, no? L'ultima partita ce l'ha dimostrato. Vediamo se pennellerà questo pallone al centro per l'intervento di uno dei saltatori del Milan. Vediamo che sì, vediamo Meite, vediamo Leao, vediamo Tomori. Pallone però è basso e il Milan ritorna in possesso di palla con Calabria che la ributta al centro. C'è fretta nell'area del Manchester United, il portiere non se l'è chiamata, Meret non parla. Così il cross e c'è il calcio d'angolo per il Milan. McTominay, quello là del calcetto al portiere, sta in un momento di confusione ed evidentemente non c'è stata una buona comunicazione tra lui e il portiere, ma concedono quindi questo calcio d'angolo per il Milan. Seguiamo, cross a rientrare, libera Maguire, prova il tiro Calabria, non va a buon fine, ancora Saelemaekers riesce a servire che sì, il controllo, il tiro, la parata del portiere, ancora un controllo di che sì tra pancia e coscia. Rivediamo su questo passaggio, stavolta è buono, il pallone era indirizzato verso il primo palo, pallone un po' ciabattato, ma il portiere Henderson non ha voluto rischiare e l'ha parata deviandola in angolo. Ancora un calcio d'angolo quindi per il Milan che batterà a rientrare verso il portiere. Vediamo un pochino, parabola arcuata. Pallone ancora lì, c'è un brutto, si appoggia parecchio su Ibrahim Diaz qua. Ci sarà da rivederlo perché prova mi svopia in mano un gol. Vediamo un pochino. Tentativo di contropiede da parte del Manchester United, esce bene Donnarumma. Qua secondo me un controllo VAR ci sta tutto, perché la palla stava andando verso Brahim Diaz che ha cercato insomma di alzarsi per prenderla di testa, ma è stato proprio spinto dalla prima impressione, proprio buttato a terra con le mani da un difensore del Manchester United. La vorrei rivedere, ma la palla è ancora buona, quindi Ibrahim Diaz serve un suo compagno, credo Krunic sulla sinistra, movimento di gambe, tacco per la corrente Dalot che cerca di rientrare verso il centro ma perde palla e ora il Manchester United che guadagna la rimessa laterale. Vediamo se ce lo fanno rivedere. Ragazzi, vi dico la verità.
Da tifoso del Milan mi incazzerei parecchio, perché le mani sulle spalle ci stanno. È poca roba, ma secondo me è abbastanza per chiedere un rigore lì. Secondo me è abbastanza. Lo dico proprio senza biasimo, Ci poteva stare qualche calcio di rigore. Ovviamente se l'arbitro ha visto e valutato, questa poi è la fregatura, se l'arbitro ha visto e ha valutato quell'intervento non eccessivo, il VAR non può intervenire, perché non può intervenire sull'entità di un intervento. Quindi il VAR non può intervenire, però ci deve essere una comunicazione interna tra loro. Dice no, l'ho visto, non ti preoccupare. Dice ok, tutto a posto. Contropiede del Milan con Leao che punta a 2 avversari, si allarga sulla destra, serve Brahim Diaz che è costretto a fermarsi, ancora un pallone all'indietro per Saelemaekers che ha un controllo difettoso, deve ripartire da Kier. Il Milan finisce l'effetto sorpresa. Mamma mia, che grande delle cronache, finisce l'effetto sorpresa, ragazzi. Lasciate un like, lasciate un like, lasciate un like, lasciate un like, lasciate un like. Ok, 1:15. Questa può essere una nuova canzone. Sono così che funzionano le cose. 1:15 di live. 1:15. Lasciate un like. Na 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 na. Però mi pare che questo è un altro plagio. Lasciate un like. Posso fare una piccola, magari non deve essere per forza una canzone, ma potrebbe essere un jingle, una cosa così. Fermato ancora che sì. In area di rigore, in maniera pulita, il Manchester United in questo momento sta subendo un pochino la reazione del Milan. Lasciate un like, lasciate un like. Ci devo ragionare. Se è nata una nuova canzone, voi 129 che siete presenti qua siete i primi a saperlo. È la fortuna di stare live. Quando tu ti fidi e vieni live, non sai mai quello che può succedere su questo canale. Non lo sai mai, questa è la bellezza. Scusami. È tutto a posto. Allora, pallone recuperato da Meite. Ora è che sì, i gemellini sono proprio i gemelli del centrocampo. Chissà se Pioli ha intenzione di... Mamma mia, i rumori. Sì, chissà se Pioli ha intenzione di far entrare Tonali. Non ha tante scelte in panchina, bisogna dirlo. C'è Calulu, ma insomma in difesa come Gabbia. C'è solo Tonali e Castillejo. Non è una bella situazione, ma il Milan prova il tiro. Chiede una deviazione, mi pare fosse proprio da Lotto. Vediamo un pochino se dal replay si capisce meglio. Oh no, era Krunic. Pallone altissimo. E niente ragazzi, niente Cavani infortunato, niente Rashford, i giocatori comunque più rappresentativi del Manchester United non li stiamo vedendo. Io poi mi lamento, voi mi lamentate, dici ma tu non sei giocatore del Manchester United, ma chi sono questi qua? Diciamoci la verità, non è vero, li conoscete tutti quanti, sono io che non li conosco, va bene, tutto a posto. Però è così, io cerco di seguire distrattamente le altre leghe, giusto per capire cosa sta succedendo in Europa, ma siamo molto concentrati sulla nostra squadra e sul nostro campionato e bisogna essere onesti, credo che sia un requisito indispensabile, essere onesti quando si fa opinione, quando si fa... Attenzione, il cross di Calabria, il colpo di testa di Krunic, ancora protagonista su questo bel cross di Calabria che ha attraversato tutta l'area di rigore, un cross alla Quadrado. Fatemelo dire, è ottimo il colpo di testa in terzo tempo di Krunic che però non riesce ad inquadrare la porta né in altezza né in larghezza, bisogna dire purtroppo. Recupero palla di Kessie, attenzione contropiede, ancora Kessie cerca lo spazio per il tiro, la cede a Saelemaekers che fa una fetecchia, è proprio una fetecchia. Quindi vi dicevo, quando si fa opinione bisogna essere onesti, non si può dare opinione sulle cose che uno non sa. È un'idea mia.
Poi ci sono persone che danno opinioni a prescindere su tutto, però guarda chi sta entrando, proprio Tonali, l'avevamo detto! Era facile anche da prevedere perché non ci sono molte altre alternative in panchina. Vediamo se Tonali entrerà al posto di un Meite oppure di qualcun altro, ma credo che lì lo puoi mettere, a meno che non hai intenzione di cambiare anche sistema di gioco e modulo. Vediamo un pochino. Tomori torna da Donnarumma che allunga verso Kier, cerca un compagno libero. Kier alza il pallone per questa verticalizzazione verso le punte, ma il passaggio è impreciso. Recupera palla il Manchester United che però c'è un bel siparietto, c'è stato un bel siparietto tra Bruno Fernandes che cercava di marcare Pioli in possesso palla sul fallo laterale. È stato un bel siparietto simpatico, con sorrisi da parte anche del quarto uomo di Fernandes e di Pioli. Un po' di belle cose in questo calcio dove il fair play è finito, dove tutti si buttano a terra e fanno simulazione, una continuazione. A me queste cose mi riconciliano con le avversità. Bello il movimento di Calabria che si libera di un avversario, lancia una sassata addosso a Saelemaekers che adesso subisce un pestone. Riparte il Manchester United in possesso di palla, pallone profondo, Tomori è in vantaggio e serve Donnarumma che trova che completa il disimpegno con Tomori. Ancora Kier, un po' rischioso questo passaggio. Ora è Calabria che cambia tutto e serve Dalot. Bene il Milan in questo frangente. Calabria si conferma insomma in un buon stato di forma overall, secondo me, rispetto a quelle che potevano essere le aspettative di inizio anno. Molti dicono perché non c'è il pubblico, lui soffriva il pubblico, le critiche continue, e adesso senza pubblico sta tranquillo. Non si sa, quando entriamo nella psicologia è difficile. Che sì, in possesso palla, ora è Dalot, ancora che sì, aggredito, ma riesce a rimanere in possesso palla, si gira più velocemente di Bakayoko, devo dire la verità. Ora è Calabria che di testa cerca di servire Saelemaekers, ancora a terra, Calabria in possesso palla, cerca uno spazio, serve Leao che rientra verso il centro, che serve ora Ibrahim Diaz, arriva il pallone verso Krunic, passaggio per Dalot, il cross fintato, arriva adesso di destro, pallone spiovente, liberato per un attimo dal Manchester United, ma ritorna in possesso di palla Tomori. Ora il Milan con io non lo so se voi lo sentite perché i rumori, perché capace che causa musica con copyright fuori da questi tamarri schifosi con le macchine preparate che non fanno altro, prendono la disoccupazione del governo e vanno in giro con le macchine con questa musica di merda. Io la musica la amo tutta, ma quando la blasti in macchina diventa tutta musica di merda. Mai una volta che mettessero tipo i Led Zeppelin. No, io spero che voi la sentite, però allo stesso tempo spero che non la sentite, altrimenti è musica con copyright e mi ferma tutto. Ma speriamo bene. Esce Brahim Diaz ed entra Tonali. Sono curioso di vedere se il Milan cambia formazione o mette Tonali dietro le punte. Esce anche Saelemaekers. Vediamo chi entra al posto suo. Castillejo, ovviamente, l'unica possibilità in attacco. Quindi vediamo se in questo momento diventa sempre un 2-1 con Tonali davanti a Meite e che sì, o se cambia, se è un 4-3-3. Vediamo un pochino se riusciamo ad intuirlo. Calabria, ora Kier la prende. Kier si tocca il ginocchio, attenzione. Palla che torna in possesso del Milan, ora con Calabria. Ha fatto un movimento strano Kier. Continua a toccarsi la gamba sinistra dopo un intervento di testa, non lo so. Vediamo, in questo momento vedo che sì, un po' più avanti rispetto a Tonali e Meite, che sì, sembra
inserirsi adesso quasi da sottopunta, in questo momento è più avanzato di Leao. Meite cambia versante verso Castillejo che non riesce a controllare, quindi direi Tonali scala a centrocampo. Ora è Pioli che sta dando le indicazioni proprio per chiarire questa situazione qua, e credo che sia finito sotto punta dietro Leao. Vediamo un pochino, quindi qualche inserimento di che sì. Alex Telles per questo fallo laterale, cambia gioco, il Manchester United si ritrova sul lato destro in questo momento ad impostare sulla catena di destra questa azione di attacco, supera il centrocampo ora, ma è costretto da un buon pressing di Dalot a tornare indietro e si prendono un fallo laterale perché un po' in affanno sono anche loro, ragazzi. Giocare ogni 3 giorni non fa bene a nessuno, bisogna dirlo. E vediamo un pochino se ci sono ancora energie da spendere. Siamo al 70° e 50 secondi in questo momento e io bevo perché devo bere, bisogna bere. Ancora Greenwood che sembra sempre Giggs, attenzione, mamma mia che gol si è mangiato. Ragazzi, il Milan sta facendo la partita in questo momento, ok? Appena il Manchester United accelera un attimo, si trovano da soli davanti alla porta spalancata. Si è mangiato un gol il numero 21 su questa grande azione personale di Greenwood. Il numero 21 chi è? Fatemi vedere perché lo devo sfottere. Lo devo sfottere assolutamente. Daniel James, mamma mia, che gol che ti hai mangiato solo tu. Diciamole le cose, Salle, se non le sai, Salle. Se le cose non le sai, Salle. La fase difensiva. Questa è un po' alla Pino Daniele, potrebbe essere la fase difensiva. 1 ora e 26. La fase difensiva. È un po' Federico Salvatore, Pino Daniele. La fase difensiva. Sì. La penna è bella perché è sia touch, la penna touch, sia è luce, perché poi luce che cade dagli occhi. Finisce la partita di Bruno Fernandes e di anche, vediamo un pochino chi sta uscendo, Wan-Bissaka, quindi entra Fred. Ma questo Fred era il Fred che il Napoli voleva comprare ogni anno? No, credo di no. 28 anni, brasiliano, qua lo porta a mediano. Non lo so se è lui, non lo so. Chiedo a voi nei commenti e lo vedrò dopo. La fase difensiva. La fase difensiva. Siamo al 73esimo e 39 secondi. È entrato Kalulu al posto di chi? Me lo so perso. Il calcio di punizione è affidato a Krunic, il cross è un po' arretrato, non riesce a intervenire Leao. Ora è Kalulu velocissimo in recupero. E vediamo un po', è uscito proprio da Lot, voglio capire chi è uscito. No, è uscito Calabria. Vediamo se dice qualcosa su Fred per capire se... Non ne parlano. Il Milan aggressivo in questo momento, cerca il recupero palla alto, è bravo Tonali.
a mettere questo pallone in fallo laterale e a non far respirare il Manchester United, che non riesce pulito in questo caso ad uscire da questo pressing. La fase difensiva, ancora un trick and tips di Diallo, palla recuperata da Dalot che gira verso Kalulu, ora in posizione di terzino destro, che serve all'indietro Kier ancora per Meite serve Tomori avanza, supera il centro di cerchiocampo e serve Dalot. Il Milan non trova spazio, è costretto a tornare indietro ancora con Meite, ora è Tonali, scambiano i due, ora palla che torna a Tomori, che torna a Kier, azione molto elaborata, non ci sono tanti spazi per la verticalizzazione, non c'è neanche molto movimento senza palla, che sappiamo essere fondamentale per tentare qualche verticalizzazione. Adesso il pallone arriva a Krunic, ora è Castillejo che la allarga per Kalulu, pensa al cross, ritorna indietro per Castillejo, cerca di accentrarsi ma è costretto anch'egli a tornare a Kier. Finalmente una verticalizzazione sventagliata ottima di Kier verso Dalot, che però si trova in fuorigioco al momento del passaggio e quindi il Milan spreca una buona occasione per impostare questa azione d'attacco. Sì, fuorigioco di rientro, cercava di rientrare, ma comunque era Pioli che manda a fare. A chi è mandato a fare culo? Al guardaline, al fuorigioco, a Dalot o a Kier? Queste sono le opzioni. Attenzione, 1-2 di Kalulu che entra in aria, cerca il cross, lo ciabatta clamorosamente. Noi lamentiamoci di Di Lorenzo, sì, però questa era un'occasione d'oro e non è riuscito a crossare solo lui il pallone. Andiamo avanti, bisogna essere onesti ragazzi. Buona fisicità, grande velocità da parte di Kalulu, è entrato in aria in maniera pulita, semplice, ma al momento del cross è venuto meno nelle cuciture. Ancora palla per Kalulu, ritorna da Kier, in questo momento cerca di nuovo il movimento di un suo compagno e cambia lato Kier, trovando Dalot questa volta in posizione regolare. Meite con 4 avversari riesce a servire che si fa contrarre il tiro da un difensore del Manchester United, che in questo momento è ben chiuso in difesa e non riescono più a ripartire, bisogna dirlo. È bravo il Milan a recuperare il pallone. Ora Tonali per Kalulu, cercano di allargare le maglie della difesa del Manchester United. Il Milan serve ampiezza per cercare, perché il Manchester United si sta difendendo compatto, quindi bisogna allargare le maglie della difesa e bisogna trovare uno spiraglio centrale. Visto che di cross non ne stanno arrivando tantissimi non puliti, devi allargarli e poi, credo io, velo per nessuno da parte di Castillejo, e c'è un possibile contropiede per il Manchester United che si sviluppa sulla destra. Vediamo se si andrà al cross. No, c'è un cambio di gioco per la corrente numero 23. Shaw si può dire perché l'ha appena detto. Ancora palla per Shaw che torna indietro, si perde l'effetto sorpresa, che è la mia nuova frase preferita, ma il Manchester riesce a respirare e a tornare a far girare il pallone. I rumori. United against racism, si legge dagli spalti, uniti contro il razzismo, e mi piace unirmi a questo messaggio. Mentre fanno rivedere il replay del gol di Diallo, una classica beffa. Ragazzi, lasciatemi un like, altrimenti mi scordo le canzoni. La fase difensiva. Devo fare nella prossima canzone sicuramente questo suono, che poi è un suono leggero, dolce, non è un suono aggressivo. Devo sfruttarlo per la fase difensiva.
ma non mi ricordo, però lasciate un like com'era. Per questo abbiamo tutto registrato, per questo. Il Manchester United recupera palla, cerca di servire ancora Ryan Giggs, che però non è Ryan Giggs, è sempre Greenwood. Vediamo un pochino ancora, costretto a tornare indietro addirittura dal portiere. Leao, generoso, cerca di inseguire il difensore, ma è solo a portare questo pressing che sì, in questa nuova, insomma, in questo nuovo ruolo di sottopunta, ovviamente essendo un 4-4-2, essendo un 4-2-3-1, che sì, si trova a dover aiutare la prima punta nel primo pressing. Buon pallone recuperato da Kalulu, ora è che sì, buono il movimento. La palla riesce ad arrivare a Kalulu, ma la perde per un contrasto. Pallone che ritorna in possesso del Milan dopo un bel intervento di Tonali. 10 minuti al termine più recupero per il Milan per cercare di pareggiare questa partita. Un 1-1 a Manchester non sarebbe affatto male per la squadra rossonera. Ricordiamo che insomma parliamo dei diavoli contro i diavoli rossi, diciamoci la verità, facciamo il diavolo a 4 e vediamo quale diavolo avrà la meglio sul lungo. Ancora che sì, cerca uno scambio con Castiglieco, la palla finisce a Kalulu che stavolta prova il cross che finisce sulla testa di che sì, ma non può girarlo in maniera efficace verso la porta o verso un compagno. Pallone che finisce sul fondo. La fase difensiva. Un po' di fazzolettino di sfancima probabilmente anche da parte del Manchester United, dal portiere al difensore Maguire, che brutto proprio, ridà al portiere che ridà a Maguire. Il Milan non pressa benissimo e quindi il Manchester riesce comunque ad arrivare al terzino, e poi c'è un pochino di pressing un po' più efficace questa volta e la palla finisce in fallo laterale. Il Manchester United senza fretta, non ha fretta di riprendere le ostilità. Sto cercando di ricordarmi tutti i termini delle cronisti professionisti, ma insomma è difficile. Ancora Meite, ritorna in possesso palla e cerca di ne scarta due, movimento di gambe, pallone che finisce a Castiglieco, il numero 7 serve Leao che cercava una sponda ma cade, recupero di Meite e fallo, punizione interessante, fallo su Krunic, zona Krunic se vogliamo. Qua non lo so se parlano di ammonizioni, di cartellini, non lo so. Il fallo è netto. Il fallo è netto su Krunic e vediamo se, non so se c'erano dei cartellini gialli per lo mezzo, non so, il numero 39 che era entrato poi dopo, quindi non lo so, su questo sono impreparato. Sì, parlano di secondo cartellino giallo che ci poteva sicuramente stare. Siamo all'83esimo e 30 secondi, vediamo se andrà proprio Krunic che se l'è procurato, ma c'è anche Castiglieco inquadrato in questo momento dalle telecamere. Castiglieco con il sinistro, Krunic con il destro. Barriera piazzata con disturbo di Kier che sì e Tonali, il portiere non vede nulla. Krunic, pallone che sbatte sulla barriera, non sulla traversa, e che torna in possesso di Tonali. Malinteso con Kalulu, può ripartire il Manchester United, ma si deve fermare Greenwood. Recupero ancora di Tonali che secondo me ha avuto un buon impatto con la gara, mi è sembrato subito in partita. Ora è Tomori, finta il passaggio verso Kier e avanza, palla al piede, ora pallone per Meite. Aumentano i rumori a New York, non c'è scampo. Sono proprio i giocattoli per i bambini. Una cosa. Sì, era proprio McIntyre, là, come si chiama, che ha rischiato il secondo giallo. McTominay,
McTominay, e purtroppo ci poteva stare. E poi mi sarebbe piaciuto, proprio perché il primo giallo era così evitabile, capisci? Un'azione di gioco ci sta, ma quando tu dai il calcetto al portiere che sta, è brutto, è troppo brutto, quindi ci poteva stare l'espulsione, che insomma magari anche in vista del ritorno poteva essere importante. Vediamo un pochino, ora il Manchester è tornato in possesso di palla, siamo all'85esimo e 10 secondi, fa girare bene ora la palla il Manchester United, ma la perdono. Buon intervento di Castillejo in ripiegamento in difesa, e Milan che usufruisce di un calcio di punizione che Kier serve a Donnarumma. Si guarda un po' intorno, esce addirittura dall'area di rigore, torna a servire Kier, che ora serve Tomori in orizzontale. Il difensore è in prestito dal Chelsea, mi pare. Non ne sono sicuro. Ora è Kalulu, ancora Kier e ancora Tomori. Molto alto Dalot, servito in questo momento, cerca al centro Krunic, che è circondato da due avversari e perde palla. Ora il Manchester United prova a ribaltare l'azione in maniera veloce sulla fascia. Greenwood è imprendibile, arriva fino in fondo, buono l'intervento di Tomori, pulito sul pallone. Ha rischiato qualcosina perché l'avversario era entrato in aria e rischia ancora qualcosina adesso, ma riesce a districarsi bene, costretto attenzione palla che è buona per un attimo. Castillejo ritorna in possesso, ora è che sì, si distende il Milan, serve palla per Kalulu a questo punto il cross, e qua mi dovete dare atto che vi ho detto sì, buone caratteristiche, tecnica, velocità, però è così, è sprecata nato grosso che dai, io sai, non sia mai Kalulu, non sia mai. Mi dovete dare atto che le cose io ve le dico prima. Mannaggia, lasciate un like. Il Manchester United ora in possesso di palla, cerca di uscire, palla al piede, con questi passaggi rasoterra, puliti, precisi. Non fanno niente di che, niente di eccezionale, però quando possono, attenzione alla verticalizzazione, deve uscire Donnarumma che rischia qualcosina. Donnarumma costretto all'uscita fuori dalla sua area di rigore di competenza, perché giocano semplice, poi appena possono verticalizzare e c'è un buon movimento delle punte, il Manchester United la butta lì e si rendono pericolosi senza dubbio. Ora è Krunic, il lancio profondo fuori misura per Kessie e per Castillejo, che si stavano riorganizzando in questo momento. Pallone in possesso di palla di Anderson, che la raccoglie con le mani e decide di rimetterla a terra e servire Maguire che torna a servire un suo compagno, ma viene fermato dal pressing ben fatto da parte di Kier. Attenzione Meite, pallone per Dalot, il controllo un po' difettoso, il cross è buono, c'è Tonali che la controlla, pallone ora che sì, circondato da 5 giocatori, ora è Leao calcia l'aria praticamente, non è riuscito a coordinarsi, a impattare col pallone. Era una buona occasione creata ancora dal duo che sì Tonali. Pallone che torna in disponibilità di Meite, pressato, si torna indietro, ancora Kier cerca di cambiare lato, verticalizzazione, ma il portiere del Manchester United, Anderson, viene abbracciato da Krunic che non è riuscito a fermarsi. Non c'è cattiveria in questo intervento di Krunic. Vediamo che sì, tra 50 avversari riesce ad alzare il pallone per Leao che non riesce a impattarla.
Mi sa di... mamma mia, sono quelle cose brutte che in Serie A in Europa non devi vedere mai. È uno di quei classici errori che faccio io a calcetto, che non calcolo bene dove sta il pallone e non calcio niente. Quello si può pure tagliare niente. Però in Serie A a certi livelli tu ti aspetti che il pallone lo prendono, poi dopo magari la tirano fuori, vabbè, ma il pallone lo devi prendere, il pallone che sta scendendo solo tu. Grave, dispiace per Leao. Tonali subisce fallo? Fatemi vedere. C'è un cross? Sì, subisce un brutto fallo da parte del... che fa quello? Brutto gesto da parte di un giocatore del Manchester United che strattona Tonali per dire alzati, togliti. Ma che non hanno da perdere tempo a loro, non ha da perdere tempo Milan, quindi... Che cos'è questi brutti gesti che noi segnaliamo sempre, una continuazione, finché non la smettono di farli. Vedi, non ho preso niente. Ancora Kalulu che tocca il pallone in avanti, ma interviene Maguire che serve il numero 17 che non conosco. Verticalizzazione, fallo di mano di Tomori. Fallo di mano di Tomori nettissimo. L'arbitro dice non fa niente, non ti preoccupare. Andiamo avanti. E si muove bene in questo momento Leao, fa un movimento, ne supera 2 o 3 e vedi, toccato nell'orgoglio perché lo sfottuto ha fatto un'ottima cosa tecnicamente, ne ha superate un paio ed è arrivato al tiro, contrato al momento del tiro e ci sarà calcio d'angolo per il Milan quando manca 1 minuto e 40 secondi alla fine della partita, alla fine anche del tempo di recupero. Vediamo un pochino lo spiovente, c'è il gol, grande gol di testa di Kier che proprio al minuto 1:36 di recupero trova il colpo di testa giusto. Che sta luccando Adani? Perché gridi così? Uè, calmati, Adani. Si è fomentato tantissimo Adani, va benissimo. Bello il colpo di testa, una specialità della casa di Kier che anticipa in terzo tempo e il portiere la tocca ma non riesce a deviarla completamente, pallone che finisce anche centrale ma finisce in rete. Grande esultanza di tutto il gruppo Milan che meritava probabilmente questo pareggio per il dominio comunque mostrato anche nel secondo tempo. Il Manchester ha giocato di rimessa, come vi dicevo, non fanno niente di eccezionale e mandano poi sul movimento delle punte questa palla in verticale. Hanno creato tante occasioni pericolose, anche importanti, con giocatori da soli davanti alla porta, ma non sono stati cinici. Se non sei cinico meriti poi di subire poi gol, perché gol sbagliato, gol subito, è una legge del calcio e si sa. Il Milan non si arrende, vorrebbe addirittura cercare un secondo gol, ma in questo momento fischia la fine delle ostilità. Solskjaer con fair play saluta Pioli e improvvisamente questo 1-1 diventa ben fatto per il Milan. Dove sta il mouse? Non vedo più il mouse. Senza il mouse vado in difficoltà, lo sapete come funziona. E possiamo prendere un pochino di messaggi, ragazzi. Credo che gli amici milanisti saranno contenti perché un gol in trasferta vale oro, mentre l'amico Fabio Versaitile si ricorda che si è scordato il like. Se qualcuno di voi si fosse dimenticato, io lo capisco. Capita, stai guardando la partita, stai sentendo un pochino la telecronaca, dici il Milan ha segnato l'ultimo a tutti, che ammazza, eccetera, eccetera. Capita e uno si scorda il like. Si può rimediare in questo momento e ancora ringrazio Francesco Caputo, che poi è Francesco Caputo, e dobbiamo aggiornare il banner all'ultimo a tutto perché il Milan all'ultimo a tutto, veramente all'ultimo respiro. Possiamo togliere anche il real time perché non è più real time finale, no spoiler please, vabbè, insomma, è finita e quindi il Milan la ciuffa
Saluto Falco75, iscrivetevi al canale. Che cosa bella, Francesco Nastro. Aggiusta i risultati in real time, yes. Bella partita come noi col Granada, insomma. Insomma. Grazie Francesco, Caputo Boom, grazie Francesco, buonasera Valerio, stavo studiando, sono arrivato ora, buonasera Pasquale, benvenuto. Lascia il like di ordinanza, s'il vous plaît. Lele Adani, miglior telecronista italiano, per me miglior commento tecnico. Telecronista lo fa quell'altro, però è un piacere sentirlo perché di calcio almeno ne capisce. Ne capisce, non dice cose a caso. Non dice cose a caso. Tu l'hai già messo like, non avevo dubbi, Marco Aveta. Se ti va di sostenere... No, questo è un altro paio di maniche. Eravamo talmente presi da un'insolita telecronaca di Valerio Solido Martellini che ci ha deliziato. Grazie Elpidio, ho fatto il possibile, perdo la voce ma ti voglio dare soddisfazione. Buonasera Domenico Guida, buonasera Caputo Francesco, no, non dobbiamo dire buonasera Giorginio, Pogba, Chiesa, McKennie, ti piace? Allora tu metti McKennie a destra, voglio immaginare diciamo un centrocampo a 4. Guarda, come li metti così a rombo non mi dispiace. Giorginio dietro, Chiesa a sinistra, McKennie a destra e Pogba in avanti. Bella roba, bella roba. Dove sta? Geo Xvani, sembri davvero una persona con cui cenerei con gioia. Grazie amico mio, grazie mille. Spero che un giorno, chissà, chissà, arriverà un giorno dove io potrò tornare a Napoli e facciamo una bella rimpatriata, facciamo un incontro. Io credo che l'incontro volevo farlo a Piazza Bellini perché voi siete bellini, però poi ci organizziamo, deve essere una cosa che può essere fatto bene per tutti e sicuramente voglio farlo un raduno perché assolutamente. Luca Elka, domenica farei la live. Amico mio, ci sto pensando, ho chiesto agli amici in chat le loro preferenze, anche agli amici milanisti che sicuramente erano qui con noi, perché c'ho il dubbio, live come ho fatto questa insieme a voi, perdo la voce, me la vedo maluccio, però ce la vediamo insieme, magari possiamo fare dei commenti insieme a caldissimo, oppure registrare la mia reaction come al solito, poi postarla e poi andare live dopo, oppure andare live subito dopo a urto e postare la reaction il giorno dopo. Ho ancora i miei dubbi ed ecco per questo ho chiesto anche il vostro parere e ho chiesto ai miei amici mod di raccogliere un po' di pareri e di darmi un'impressione generale su quello che... Vale tutti con i TVB. Ah, c'è stato un TVB? C'è stato bisogno di un TVB? Se c'è stato il bisogno con TVB, vai, partiamo con i TVB, senza proprio dubbio. Non si sbaglia mai se parti con i TVB, amico mio. Valerio, secondo me chiunque arriva dobbiamo metterci in testa che le milanesi sono tornate, ci vuole tempo e pazienza. Amico Francesco, esattamente. Io questo è il discorso che sto facendo in privato e in pubblico con i miei amici. Guagliù, che torni Sarri, che venga Mourinho, che insomma Guardiola e Klopp, il Napoli quarto arriva. Cioè, io ho detto una cosa molto seria ed è molto grave ma molto seria. Se non fanno fallire Inter e Juventus, non so la situazione del Milan a livello di debiti, magari se ci sono degli amici milanisti possono anche loro mettermi a giorno. Se non li fanno fallire perché l'Inter non paga gli stipendi da non so da quando, la Juventus tutti i debiti, non vince la Champions da mai e quindi non è possibile sostenere certe spese, se non le fanno fallire ragazzi noi solo per il quarto posto possiamo lottare il massimo possibile. Il quarto posto diventa il nostro scudetto e ce lo dobbiamo mettere in testa senza fare vittimismi, senza dire ma noi no, rubano, no, tranquillamente. Se le altre squadre sono in grado di andare avanti, di iscriversi ai campionati con i debiti e non succede mai niente, tutte le altre squadre, noi solo per il quarto posto possiamo lottare e dobbiamo guardarci dalla Roma, dalla Lazio e dall'Atalanta. L'Atalanta è forte, la Roma e la Lazio stanno sempre comunque lì, danno continuità ai loro campionati, noi solo per quello dobbiamo lottare. Quindi viene Sarri, arriva quarto, bravo Sarri, bisogna dire bravo Sarri perché questo è il massimo. Quando lottavi solo con la Juve, allora probabilmente il secondo posto doveva essere il nostro scudetto e ci siamo andati vicino ad andare anche a vincerlo, vicinissimo,
ma quando le altre milanesi sono tornate, Francesco, e tu fai bene a dirlo, non si può lottare così. È impossibile, non c'è proporzione, capito? Se tu ti compri giocatori che non ti puoi permettere e te lo fanno fare, una squadra che ha deciso di non fare debiti non può combattere con questi qua. TVB, sono volati un sacco di TVB, quindi non ho capito nemmeno perché. Comunque un abbraccio a Chiara che dà un forza Milan stellare, ci hanno creduto fino alla fine, il Napoli dovrebbe imitare la volontà dei rossoneri. TVB da Rossana Cup, non ho capito nemmeno perché sono partiti, però vabbè. Amici bellini, live Milan-Napoli dal vivo, sì o no? Per domenica sera scrivete sì o no, grazie, così gli amici mod raccolgono un po' le vostre opinioni. Valerio, secondo me vinciamo contro il Milan. Ferrante, speriamo bene. Vale, ho letto una notizia, non falliranno, ma Juve, Inter e qualsiasi altra squadra al mondo che è in deficit, diciamo così, dovranno abbassare in monte ingaggi le spese del 35-40%. Voglio vederlo, Fabio, voglio finalmente vederlo. Io questa storia la sento tutti gli anni, magari adesso con il Covid diventerà una cosa più globale. Vediamo, rimaniamo in attesa. Volano i TVB. Il primo video ad essere pubblicato appena finisce la partita, sono gli ultimi 3 minuti della partita, un tuo commento a caldo, durata massima. Il primo video ad essere pubblicato appena finisce la partita, sono gli ultimi 3 minuti della partita, un tuo commento a caldo, durata massima. No, Roberto, è impossibile. È impossibile tutto ciò. È impossibile che riesca a condensare 5 minuti di video massimo. Gli ultimi 3 minuti sto ancora nel pieno della live. È impossibile. Ti vorrei, come si dice, accontentare, ma è impossibile. Purtroppo in questi anni non abbiamo approfittato. Peccato che abbiamo una Juve. Abbiamo approfittato, dici tu, che mancavano le milanesi. Peccato che abbiamo preso una Juve stellare in campo e fuori. Vale, guardi la Roma, Domenico, la Roma mo parte, Mamro Carmine. Me la posso guardare, ma non posso mai resistere un'altra partita, perdo completamente l'uso delle corde vocali. Probabilmente stacco e me la guarderò in privato perché non posso farcela. Vedi, lo sapevi. Non credo di potercela fare. Valerio, è molto semplice, anche perché voi non state mettendo i like, quindi i video gratis, almeno i like. Se non arrivano i like io non continuo assolutamente. E che stiamo parlando? Secondo me si deve ricominciare dai giovani, vendere i vari Mario Rui, Yusai, Gulam, Lobotka, ricominciare un progetto che non porterà sicuramente risultati immediati, ma a lungo andare sicuro. Giusto, Domenico? Buonasera, bellezza mia. Ciao, Tony Med. Noi un gol come quello del Milan non lo possiamo mai fare, sulle palle aeree siamo nulli. GGG, ti sei dimenticato il gol di Bakayoko contro l'Udinese allo scadere di testa su calcio piazzato. Quindi non è così, anche noi siamo in grado di farlo, sulle palle aeree siamo nulli in generale perché non ci crediamo, perché battiamo i calci d'angolo sempre col tocchettino, non la mettiamo mai al centro, però proprio un gol così allo scadere, a recuperare una partita che sembrava oramai pareggiata, dove il Napoli non aveva giocato bene, non meritava di vincere, l'abbiamo fatto. Quindi ricordiamocelo. E facciamo sta Roma, Vale, dai. Vabbè, veramente. Te la guardi senza stress, ma leggendo la nostra chat. Arriviamo a 300 like, vediamo di convincerlo. Buonasera, e Juve non mi convince come squadra tantissima. Big Ladro. Big Ladro. Potresti anche essere tifoso della Juve, lasciamo bene. Ciao Vale, ieri ho avuto la prova che in A2 di basket ci sono anche in A2 di basket ci sono gli arbitri, ci hanno fatto perdere apposta. Comunque hai sentito le voci ussenesi del Feyenoord, non lo conosco ma dicono bene. Sì, Muce, l'abbiamo studiato quest'estate, Senesi, e non mi dispiaceva. Tra lui e Gabriel non mi dispiacevano entrambi. Fai la reaction del Napoli oggi. Che significa, amico mio? Manuel Capelli, oggi il Napoli non gioca, quindi vado in difficoltà a fare la reaction del Napoli. Fai la live della Roma che ti costa? Mi costa la salute, amico mio, mi costa la salute. Terzino sinistro, ma soprattutto regista di centrocampo, bravo, altrimenti non si cantano messe. Ave mode bellino.
A 300 like entro anch'io al commento tecnico, così io do una mano. Ecco Fabio, sì, se entri tu probabilmente, ma vedi, ma sono mosci, non ci sono i like, mi vado a riposare, non fa niente. Che tiene a fare? Vai con la Roma. Mi vado a riposare, ragazzi, non è questione di... Mi vado a riposare, ma di Maldini DS ne vogliamo parlare e ne abbiamo parlato ampiamente, Domenico, ne abbiamo parlato. Fanno la differenza certe figure aziendali, insomma, in società. Povero Valerio, lasciamo riposare, raga, anche qui fa piacere se continui la live, grazie Luigi. Mi costa la salute, lo sai. Ignazio Gamer, ciao. Quanto ha fatto il Milan? Guarda, 1-1, guarda sotto, 1-1. Ma ci devono dare i 300 like, altrimenti non entro, tu bevi e ti riposi. E infatti io bevo e mi riposo. Comunque il Fred che voleva il Napoli giocava in Brasile e faceva l'attaccante. Cioè, non era lo stesso Fred, sì. Non era lo stesso Frank. Concetta, esci così Valerio sta con noi. Infatti Vale, domenica vedi il Milan, poi fa la live il giorno dopo, metti la reaction. Ci penserò, ragazzi. Salatore Calora, buonasera. Prossima canzone mi costa la salute. Entra Concetta e potrebbe entrare Concetta anche a farmi riposare un pochino. Qualcuno si è dimenticato di iscriversi e di accendere la campanella. Può essere, sai, Time Paradox, che poi è un paradosso, che vengono qua, sai, il locale è triste e sta sempre qua. Gli piace, vengono sempre e non si iscrivono, è un paradosso. È un grande paradosso. Sì, Angela, le ho lette le cose che ha detto il giornalista portoghese e sono in realtà, mi vergogno perché se è veramente un giornalista non dovrebbe poi sconfinare in queste cose qua. Ci deve essere un limite della decenza, non si può dire mamma di Ronaldo stentata, eccetera, eccetera, lì. Vedi, perché poi quando si entra nel personale io non difendo solamente Gattuso, io difendo anche i miei avversari, se diventano insulti bieghi, insomma, no, la diventa. Quello che è stato pure grave è stato il fatto che non ci siano state domande per Conceição, cioè fai un'impresa del genere, nessuno fa una domanda, se ne aiuta. Il Milan è mega forte secondo te? Monica, il Milan è una bella squadra, una buona squadra, stanno facendo anche loro a meno di tanti giocatori, quindi insomma non sono in pienissima forma come erano all'inizio, ovviamente, però hanno resistito contro il Manchester United in casa loro, anche con un po' di fortuna perché si sono mangiati 2 gol clamorosissimi davanti al portiere, però hanno creato e ci hanno creduto fino alla fine, hanno agguantato questo pareggio meritato, bisogna dire meritato. Un abbraccio a Napoli Alfredo. Giuba Damiani, io e mio figlio Antonio stiamo guardando come sempre, un abbraccio anche al tuo figliuolo, il figliuolo, un like per Concetta dietro le quinte. Se la guardi tu la guardo anche io, ragazzi, e io la cerco, ma non lo so, sinceramente non lo so. Siamo a 2 ore, sta cominciando la Roma, meno 30, 300, è dura, sarà dura Massimo, ma lo sappiamo che sarà dura, non è la partita di oggi che mi ha confermato che sarà dura a prescindere. Saremo stanchi, se la giocate sull'intensità dovreste vincerla. Francesco Nastro da milanista penso dice saremo stanchi se la giocate sull'intensità, ma Francesco a questo punto ti chiedo, ma recuperate qualcuno degli infortunati secondo te o c'hai più panchina? Chiedo a te perché veramente non lo so. Mamma mia, i rumori, mamma mia. 1.000 lire al mese se potessi avere il figliuolo. Lascio il like anche se stasera sei una delusione. Ma perché, Tony? Che livello? Gargarismi sale acqua, sì, ce li ho pronti, ce li ho in programma. Il canale è triste e sta sempre qua dentro. Il famoso tempo per allenarsi Gattuso Auto l'ha avuto, mi aspetto
belle cose, domenica ho fiducia. E vabbè, però Charles, che pressione! Una volta ha avuto un paio di giorni in più, ma non è che adesso ha avuto 5 mesi per lavorare con la squadra. Ha avuto quello che ha avuto per preparare la partita. Poi comunque mancano Thuram, mancano Lozano sta recuperando, comunque non c'è Petagna, comunque dobbiamo vedere Mertens come è recuperato. Cioè, c'è stato un pochino più di tempo per preparare la partita sicuramente, ma quello che, come diceva il mio amico Gino Grossi, quello che è stato fatto già è stato fatto. Cioè è impossibile insegnare nuove cose di calcio adesso anche con la settimana tipo. Puoi aver studiato un pochino di più il Milan nello specifico, questo sì, ma veramente cambia, credetemi, cambia poco. È più una questione di magari stare meno stanchi, ecco, più che cercare soluzioni diverse. Tu dici allenarsi, sì, probabilmente a livello fisico, sì. Sì, no, ma infatti Angelo, sono d'accordo, è stata una brutta pagina. Se lo fanno i tifosi e lo fanno i tifosi fanno qualsiasi cosa, ma gli addetti ai lavori non dovrebbero. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Pochi like. No, comunque ragazzi, anche se arriviamo a 300 io mi devo riposare. Mi devo riposare perché sennò non arrivo a domani, non esce il video domani e quindi io vi ringrazio, ma devo rifiutare con garbo, ma devo rifiutare perché non ce la posso fare. Devo andare a fare i gargarismi, devo mangiare bene, devo fare anche un pochino di esercizio fisico, devo passeggiare, devo correre, perché sennò ognuno di noi deve vedere i propri limiti fisici, perché altrimenti se tu spingi sull'acceleratore perché ti senti che bello, arrivano i nuovi iscritti, le cose, e rischi che poi si perde tutto, il famoso ben fatto, si perde il ben fatto. Allora, anche se era un tifoso del Napoli, immediatamente bannare Big Ladro, immediatamente. Luigi, guarda, ti sei messo il banner bellino. Bannate Big Ladro subito. Se vuole tornare a fare queste cose si deve fare un altro account, quindi deve avere il fastidio. Bannate, perché a me non interessa avere una persona in più che mi segue, ma in questo canale noi siamo puliti, precisi, certe cose inutili si possono evitare. La percoca è di là, la raggiungiamo, vi voglio bene, grazie per aver visto la partita con noi. La partita è finita 1-1, ma allora non vedete spoiler sotto, dai, è finita. Gabriele Bastevole, che Cappocci, mamma mia questo Milan, che paura. Prima ho rivisto quella vittoria a San Siro per 0-4, partita stupenda, magari rivedere quel Napoli. Un abbraccio al membro, così. Grazie Francesco Caputo, ciao Valerio, riposati che ti teniamo in forma. Esatto, è meglio così. Lud Barton, me lo fai in bocca al lupo Bellino, domani è un giorno importante per la mia tesi di laurea magistrale. Assolutamente, amica mia. In bocca al lupo, tanta merda, si può dire in questo caso, perché per le cose, gli esami si può dire, tanta merda, un abbraccio forte, vedrai che andrà tutto bene, ti abbraccio Fabrizio Zambrotta. La verità è che Milan ha 11 titolari inferiori alle altre big italiane, o quasi, ma a differenza nostra è una panchina a livello di titolari, ecco perché non hanno sofferto le assenze. Questa è una bella considerazione, Fabrizio, tu non sei mai banale come al solito. Nell'11 titolare magari sono inferiore, però chi entra bene o male, i rumori, mi piace come considerazione, però bisogna dare atto che avevano delle defezioni. La differenza è che loro a gennaio hanno preso Tomori, che è equiparabile a Romagnoli come rendimento, hanno preso Meite, che non so, sarà meno equiparabile rispetto a un Bennacer, cose diverse, ma insomma se la gioca contro l'Ali come rendimento. Quindi hanno anche, capito, posto rimedio a delle defezioni che avevano. Il Napoli, bisogna dirlo, e in chiusura diciamo proprio questo: a gennaio si è liberato di Malquit, si è liberato di Llorente, si è liberato di Milik, Famarone era anche ora, ma non abbiamo preso nessuno.
Quindi rimanere con Mario Rui, Gulam, Yusai e Di Lorenzo, quando Gulam sapevi che comunque non stava in forma, poi è tornato in forma, poi si è infortunato, siamo pure non fortunati, resta come si dice, una macchia sulla gestione societaria e anche dell'allenatore, della gestione tecnica, perché si poteva fare meglio. Si poteva fare meglio. Anche Dinosauro verrà bannato completamente. Vi prendo ad uno, ragazzi. Non diventate nemmeno famosi, sapete perché? Perché poi la chat viene chiusa. Quindi io, se non vi chiamo, vi leggo e non diventate nemmeno famosi, nemmeno i TVB, perché il TVB parte quando uno fa Napoli in merda, le cose così, allora forza Juve, il rigore, non siete buoni, siete i soliti, lì partono i TVB e lo sapete, ma esattamente. Qui invece partono proprio le denunce penali e civili, perché quando parliamo di quando parliamo di sfottò tra squadre, va benissimo, vi faccio diventare famosi, facciamo il TVB, spargiamo amore e affetto nel mondo, ma quando ci sono, perché poi sono dei bambini, non sono nemmeno delle persone adulte razziste, sono bambini che imitano i razzisti adulti. Quando il bambino non si rende conto, perché sono dei bambini, ripeto, sono dei bambini che imitano i razzisti adulti, quando il bambino non si rende conto che quello che sta dicendo è grave, ma è grave proprio, cioè è grave da fatti 2 sere in galera, quello che stai dicendo, tu bambino ti fai 2 sere al riformatorio, proprio chiuso dentro, ma io non pensavo di dire una cosa, sì, è grave, amico mio, sappi che è grave, sappi che c'è gente che ci è morta per quello che stai dicendo. Quando questi bambini capiranno questa cosa qua, allora noi andiamo avanti. Se non lo capiscono, glielo facciamo capire noi, sul mio spazio, a casa mia, non avranno soddisfazione, né avranno, come si dice, non appariranno, non avranno luci della ribalta, non qui. Vi voglio bene, ci vediamo presto, vado a riposarmi, guardicchio la Roma, però ci interessava il Milan perché dovevamo vedere il Milan. State tuned, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale Telegram, fate tutte le cose belline. Devo controllare pure Twitch perché Twitch, non si dice Twitch, però veramente c'era un commento memorabellino che vi volevo far vedere. Non ve ne andate, mi sono ricordato adesso dove sta, non lo trovo. L'ho trovato. Vince in questa live il commento memorabellino Flavio Benevento, sono un amico bellino semplice, vedo un tuo nuovo video ed è già like a prescindere. Complimenti Valerio, sempre sul pezzo, e permettimi di dire che Paolo Del Genio è rock. Ringrazio l'amico Flavio Benevento, ringrazio tutti gli amici che scrivono i commenti memorabellini su Instagram e sui miei video, ne estraiamo a sorte vari presi a caso dai miei mod e da tutta la community, anche con i like. Quando voi mettete i like, i commenti memorabellini salgono e tutto a posto. Vi voglio bene, ci vediamo presto, vado a riposarmi perché è importante